Una notizia dietro le quinte ha appena scosso le strutture del mercato a Napoli e oggi vi portiamo. Tifosi del Napoli, un altro aggiornamento caldo e strategico sul futuro dell'attacco azzurro. Come sempre, siamo qui per tenervi informati con le notizie più affidabili, con analisi approfondite e, naturalmente, con quel tocco di emozione che solo chi vive il calcio come noi può capire. Se non ti sei ancora iscritto al canale, approfittane ora per lasciare il tuo like, attivare le notifiche e condividere con i tuoi amici napoletani, perché questo video promette di scaldare gli animi. L'argomento di oggi riguarda una svolta nel mercato offensivo del Napoli e il nome di Jonathan David, che era già dato per certo, ora è stato accantonato. Secondo il portale Tuttomercatoweb, il Napoli aveva praticamente chiuso tutti i dettagli con l'attaccante Jonathan David, ex Lille e stella della nazionale canadese. Le trattative, che erano state portate avanti tra De Laurentiis, il direttore Giovanni Manna e lo staff del giocatore, erano arrivate al punto di un accordo verbale prima ancora della fine della scorsa stagione. L'idea era che l'annuncio ufficiale avvenisse subito dopo la partita contro il Genoa, in quella che sarebbe stata una transizione tranquilla per mettere insieme il nuovo attacco napoletano. Ma ecco che arriva Antonio Conte, nuovo allenatore della squadra, con una visione molto specifica di ciò che vuole per il reparto offensivo. E non è stata la mancanza di qualità a pesare contro David. Al contrario, il canadese è uno degli attaccanti più ambiti d'Europa, dotato di movimenti intelligenti, fiuto del gol e buona tecnica. Ma per Conte non è solo questo che conta. Vuole un centravanti con caratteristiche simili a quelle di Romelu Lukaku, un giocatore con presenza fisica, altezza, capacità di pivot e, soprattutto, potenza aerea. Ed è stato proprio questo dettaglio a bloccare l'avanzamento della trattativa con David. L'allenatore cerca un giocatore in grado di dividere le difese, aprire spazi, fungere da riferimento tattico. In altre parole, un attaccante che incuta timore fisicamente e che abbia un impatto immediato. Alla luce di ciò, sono emersi due nomi forti dietro le quinte, Ange Bonni, del Parma, e Lorenzo Lucca, dell'Udinese. Entrambi giovani, con caratteristiche più vicine a quelle richieste da Conte. Ed è proprio su Lucca che il Napoli sta puntando tutto in questo momento. Il club ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e sta negoziando direttamente con l'Udinese i termini finali del contratto. Il valore si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Cifra considerata giusta visto il potenziale e l'adattabilità tattica che può offrire allo stile di Conte. Vale la pena ricordare che Lucca si è distinto nella scorsa stagione come una delle promesse del calcio italiano, dimostrando evoluzione tecnica e maturità nel posizionamento all'interno dell'area. Il cambio di rotta è un'ulteriore prova che Antonio Conte ha le redini in mano e vuole costruire un Napoli a sua immagine. Il fisico, intenso, verticale e aggressivo. E per quanto i tifosi si siano entusiasmati per il possibile arrivo di David, il nuovo progetto tecnico richiede adeguamenti e, soprattutto, coesione tattica. La priorità ora è avere un piano d'attacco solido, con opzioni che combinino talento e forza bruta, in grado di riportare il Napoli in cima alla Serie A e con ambizioni concrete in Champions League. Allora, tifosi napoletani, vogliamo sapere la vostra opinione. Siete d'accordo con la decisione di Conte di escludere Jonathan David? Credi che Lorenzo Lucca sia il nome giusto per guidare l'attacco al fianco di Lukaku? Lascia nei commenti da quale città stai guardando questo video e approfitta per rafforzare il canale con un super. Grazie se ti è piaciuta questa analisi completa. Il mercato è in fermento e noi continuiamo a seguire tutto con te.